Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una live del vostro Marietto veneziano. Dal titolo, fra pochi anni molti capiranno perché il Führer si è comportato in questo modo e anche il nostro Benito Mussolini ha preso una posizione importante tanti anni fa. Purtroppo sono stati traditi, purtroppo la storia la scrivono i vincitori. Purtroppo loro sono stati dei profeti, ma purtroppo, come capita, alcuni profeti non sono sempre ben accetti. Tra poco molti abitanti dell'Europa capiranno cosa vuol dire il gioco dei russi, come lo stanno capendo gli ucraini. Questo periodo mh, stiamo vivendo dei momenti di apprensione, molti sono molto preoccupati in casa, sento molti che mi contattano e mi viene in mente quando appunto da piccolino, verso 5-6 anni nei boschi, ci fu questo gigante, questo lim che mi fece mangiare 2 o 3 semi di alloro, andai in astrale e vidi che il Führer, che tra l'altro le leggende metropolitane dicono che è morto nel suo bunker a Berlino, ma in realtà il suo karma non era poi così male. Infatti, mi ricordo che col capitano degli Alpini di Torino, a 10 anni che ero Bazzano, mi disse che quel giorno hanno preso il Führer in Argentina. Io gli dissi al capitano degli Alpini di Torino, ma non possiamo fare niente. Il capitano degli Alpini di Torino mi disse, ormai è vecchio, poco importa, non gli faranno quasi nulla, nel senso che aveva una certa età e quindi il Führer per il suo karma ha passato un bel periodo, anche perché per tutti gli esoteristi di un certo peso, di una certa qualità, il Führer è sempre il Führer, no? Al di là che tutti lo possono denigrare per il semplice fatto che ha perso e la storia la scrivono purtroppo alcune volte anche falsamente i vincitori. Quindi in questo periodo che incominceremo a capire le motivazioni del Führer che ha ritirato in piedi una nazione, che ha preso in mano una nazione dagli anni 20-30 che era stata martoriata e che i propri cittadini coi confini con la Polonia erano trattati come animali e ha reso la Germania uno degli stati più forti al mondo a livello militare, no? Aveva delle idee chiare, lui era austriaco, prima di tutto non era neanche tedesco, e ha portato o ha cercato di difendere l'Europa dai russi. Purtroppo è stato tradito. Questa volta non c'è il Führer con noi e dovremo, come ogni nazione, prendere le proprie responsabilità, nessuno potrà sfuggire. E in quei momenti che noi diventeremo la prossima Ucraina, capiremo perché il Führer tanti anni fa ha cercato di difenderci dai russi. Purtroppo è stato tradito, come mi disse il capitano degli Alpini di Torino, e oggi noi, nei prossimi tempi, quando ci arriveranno le stesse situazioni che stanno vivendo adesso gli ucraini, capiremo che avremmo dovuto appoggiare il Führer in quel periodo lì. Tutti gli esoteristi di un certo peso, ma anche i cabalisti, sanno che il Führer è stato una persona che amava il suo popolo. In questo periodo che ci sta arrivando alle porte, come ha sempre detto Marietto, sarà un periodo pesante e da un certo punto di vista perderemo, ma ci aiuterà anche a toglierci di dosso quelle proposte scientifiche che gli americani, una parte dell'establishment americano, vuole imporci a livello scientifico. Però questo video è fatto proprio per ricordare questo uomo, il Führer, che aveva visto giusto e molti nel futuro prossimo capiranno che aveva ragione. Grazie cari amici e al prossimo video.